Pesanti le accuse nei confronti della 46enne Paola Pettinà, arrestata dai carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza. Omicidio, tentato omicidio di altre 4 persone, tutte con dimora nel Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio somministrando dei sovradosaggi di medicinali ad azione neurodepressoria che in alcuni casi non erano inseriti nella terapia prescritta dai medici. Un passato da commessa, titolare di un negozio, aveva iniziato a spacciarsi per operatrice sociosanitaria offrendosi sui social, ma senza averne titolo. La prima cosa che ci siamo accertati è che l'arrestata millantasse di essere una operatrice sociosanitaria e una infermiera professionale, cose assolutamente non vere, non è iscritta a nessun albo né tantomeno ha frequentato corsi che la autorizzavano a spacciarsi come tale. Le indagini sono partite nel marzo 2024 dopo la denuncia presentata a Breganze dai familiari di un'anziana deceduta e nello stesso periodo era arrivata una segnalazione del rapido peggioramento dello stato di salute di una coppia di coniugi, tutti assistiti dalla donna. L'attività di indagine è cominciata nel marzo del 2024, allorquando alla stazione Carabinieri di Breganze la figlia di un'anziana signora morta pochi giorni prima ha voluto esporre ai carabinieri del luogo delle circostanze anomale che aveva vissuto quando la madre 81enne era assistita domiciliarmente dall'arrestata. Al vaglio anche la posizione di alcune farmacie che sono state perquisite. Per di più stiamo anche valutando la posizione di alcune farmacie del luogo, poiché la donna è risultata essere una consumatrice accanita di sostanze benzodiazepine, arrivando a consumarne anche un flacone al giorno. E la cosa che ci è risultata anomala è stata la facilità di reperimento di questi farmaci, talvolta anche reperiti senza la prevista e obbligatoria prescrizione medica. In alcuni casi è interessante riferire che alcuni farmaci contenenti benzodiazepine sono stati da lei ceduti ad altre persone ed è per questo che è anche accusata di cessione di sostanze stupefacenti. L'arrestata è anche accusata di rapina aggravata e autoriciclaggio, poiché si sarebbe impossessata degli ori di un'anziana che stava assistendo dopo averla stordita con una massiccia dose di benzodiazepine per poi rivenderli ai compro-oro della zona. Vicenda che ha colpito l'opinione pubblica e che irrompe nel clima delle festività, ha voluto ricordare il comandante provinciale colonnello Giuseppe Moscati, che ha sottolineato come l'indagine sia stata condotta con grande trasporto emotivo, incarnando lo spirito di devozione e servizio a favore dei più deboli.